Al grido di lotta dura senza paura, in 700 hanno sfilato per le vie della città. Manifestazione regionale a Padova, partenza dalla stazione e arrivo davanti alla prefettura a Piazza Antenore. Sciopero generale dei Cobas, i sindacati autonomi, per chiedere il rinnovo dei contratti e l'estensione dei diritti. Noi chiediamo che venga fatto un ragionamento diverso per quanto riguarda il lavoro, chiediamo che venga data una maggiore dignità a chi lavora, soprattutto a chi lavora in quelli che sono considerati lavori umili. Molti i lavoratori della logistica in piazza, tra loro molti stranieri che segnalano come quel comparto sia tra i più penalizzati. Dobbiamo chiedere i nostri diritti come lavoratore. Perché i nostri diritti stanno tornando via, ma non possiamo andare avanti così. Mi fanno fare ritiro alle 6:30 oggi, dopo 120 consegne, più 40 ritiri, senza pausa, senza altre cose, pagamento è sempre quello. Una manifestazione per chiedere più diritti ma anche più sicurezza sui luoghi di lavoro. Noi riteniamo, così come hanno dimostrato nelle piazze i migliaia di giovani nei mesi scorsi, che sia fondamentale la sicurezza all'interno del posto di lavoro e sia fondamentale anche un ambiente che ci garantisca un futuro decente per noi e per i nostri figli.